ci stava questa mostra che illustra come appunto Emergency abbia, come dire, un'idea di sconfiggere la guerra attraverso la cura. La cura che è una cura alle vittime, che ormai nei conflitti contemporanei il 90% sono civili, per cui hanno bisogno, chi ha bisogno va aiutato, come diceva Gino Strada, per cui l'idea che questa umanità abbia un volto, e chiaramente nelle immagini proposte in questa mostra è descritta proprio l'attività sia degli operatori che delle vittime. Questa mostra in particolare ha immagini di 4 paesi, 3 sono tuttora in guerra, per cui Ucraina, Sudan e Palestina. Nei visori invece di realtà aumentata ci sono le immagini di un ospedale in Uganda, l'ospedale di Entebbe, che è un ospedale di cardiochirurgia, l'unico in tutta l'Africa, che ha un fascino particolare perché è stato progettato da Renzo Piano. E l'altro invece visore, si sale proprio a bordo della nave, un'esperienza immersiva e molto toccante. E si sale appunto a bordo della nave e si fa un salvataggio con i RIB che salvano queste persone che fuggono. E sicuramente il coinvolgimento anche poi di Alce Nero, che è l'altra associazione con la quale abbiamo collaborato anche per la tavola rotonda, ha portato dei ragazzi, anche ragazzi che minori non accompagnati, che probabilmente hanno vissuto anche tante storie di cui si parla, e devo dire che pur non essendoci stato un pubblico vastissimo, quelli che sono venuti hanno portato poi a casa l'idea che avevamo di rappresentare le persone. Ragazzi che portano con sé sogni, speranze, ma anche doveri e responsabilità che spesso arrivano troppo presto. Quando si raggiungono i 18 anni, tutto cambia. Non si è più minorenni. Oggi siamo qui insieme a Banca Etica e Emergency in questo festival per presentare anche il nostro podcast realizzato con le 2 comunità di Alce Nero, le comunità per minori stranieri non accompagnati, insieme agli operatori, dottori e assistenti sociali. Abbiamo coinvolto loro per dare voce ai ragazzi, per permettere ai ragazzi anche di tirar fuori quello di buono che hanno dentro e farsi ascoltare. Abbiamo iniziato facendo un sondaggio per raccogliere un po' quelle che erano le opinioni, la percezione delle persone esterne rispetto ai minori stranieri non accompagnati, e poi abbiamo fatto un lavoro con i ragazzi di riflessione su alcune tematiche e anche di riflessione su la percezione che gli altri sentono, cioè che sentono che gli altri hanno di loro, e dopodiché abbiamo iniziato a scrivere proprio gli script delle puntate seguendo i temi che ci eravamo predisposti, che sono l'identità, il viaggio, la vita in comunità, le difficoltà che affrontano una volta arrivati in Italia, le amicizie e anche cosa vuol dire essere grandi. E subito dopo abbiamo iniziato le registrazioni, quindi abbiamo con i ragazzi fatto, attraverso delle domande, esplorato i temi che ci eravamo predisposti. Ad oggi, che cosa ti manca per prendere veramente in mano la tua vita e dire ok, è quello che sogniamo? Per adesso, soldi. Noi appunto, come abbiamo detto, abbiamo esplorato diversi temi e sicuramente i punti che sono emersi che secondo noi possono essere importanti è appunto il legame che si crea tra questi ragazzi, ma non solo, anche con gli operatori, tutta l'equipe, e anche comunque il legame con il territorio che c'è, esiste e che noi continuiamo a coltivare. Loro sono i cittadini di domani e quindi anche il fatto di dargli spazio, di dargli voce, di far sì che anche loro abbiano comunque, non siano nascosti, non siano punto di sfondo, ma che siano i protagonisti non solo delle loro storie ma anche della cittadinanza mantovana. Atenan ci racconta cosa significa per lui diventare adulto e uscire dalla comunità. Ma avrei dovuto chiedere da quanto tempo sei costretto a essere un adulto? È un'esperienza che io ho iniziato da poco, in realtà da pochi mesi, quindi sono ancora in rodaggio, però mi ha già arricchito tantissimo.
e invito soprattutto le persone più giovani a farlo, perché molto spesso lo fanno le persone che ovviamente sono in pensione, non me ne impegni, però anche è compatibile anche con insomma una vita più attiva. Significa dare, diciamo, un supporto in più a questi ragazzi nei loro vari impegni quotidiani, che sia la scuola o aprire un conto bancario o semplicemente anche accompagnarli nella conoscenza del territorio. Perché sono arrivato a 16 anni, non conoscevo nessuno e sono arrivato da solo, senza i genitori, e grazie alla comunità sono cresciuto piano piano e ho imparato come vivere con le persone che non conosco